Allora, perché è bello anche rilassarsi, cara Antonia Truppo, alla Mostra di Venezia, perché altrimenti uno va di corsa e poi non si gode il momento. Perché poi è bello stare qui, come È stai? bello stare qui, è Cioè, bello, è stai qui, magico. Antonia Truppo, alla Mostra del Cinema di Venezia, qui rido io in concorso. Cioè, cosa Appunto, però a volte vuoi? bisogna fermarsi e dire sto vivendo Adesso, questo momento, perché esatto, adesso mi altrimenti è... rilasso, sì, sì. Esatto. Senti Antonia, raccontaci della tua Adelina, del personaggio che vediamo in Qui rido io. Che è Adelina De Adelina De Renzi. Renzi, che è stata un'attrice giovane della compagnia di Scarpetta, che adesso Quindi a noi... personaggio realmente esistito. Personaggio è realmente esistito che ha interpretato la protagonista della Santarella, che precisamente è la commedia con i quali soli proventi Eh? Scarpetta comprò questa casa sulla quale fece scrivere Qui rido io. Ah, Cioè lui era diventato talmente famoso e poi quindi ricco che con una sola commedia, capito? Come se tu sì, diciamo sì, come facessi facessi un film e non sta a so, po'. Sì, sì. esatto. Come succedeva poi nei vecchi tempi, facevi un grande film negli anni 30 e Esatto, diventavi così. un E mito. quindi lei era importante, certo, Certo. nella sua Senti, compagnia. ma io voglio sapere che atmosfera c'era su quel set, perché insomma era un set, immagino. Bellissima. Ma c'era un po' di soggezione, perché lì andate a mettere i piedi nel cioè insomma lì si entra, no? Poi in un... Ma no, allora soggezione non No, direi, intanto a molti di noi, magari non a tutti, intanto non ci siamo incontrati, conosciuti lì, piacere, io sono, cioè, cioè perché diciamo che già... siamo tutti teatranti, quindi più o meno abbiamo vissuto con chi più chi meno anche dei periodi anche lunghi insieme, per cui in realtà c'è C'era quasi, era quasi da compagnia teatrale, Esatto, e quindi. poi il clima era esattamente quello. Noi abbiamo girato tantissimo, ovviamente la parte che riguarda i teatranti al Teatro Valle a Roma. Ah, E quindi sembrava un po' come quando sei lì che provi, aspetti, che tocca a certo. te, insomma il clima era più o Che bello, che bello. meno quello. Senti, ma tu che rapporto hai invece con la mostra di Venezia? Perché hai qualche bel momento, insomma, no? Sì, alcuni diciamo. Allora la prima volta che sono stata a Eh, Venezia era il 2001. 20 anni. E quindi scusa, sono 20 anni dalla prima volta. 20 anni, Eppure il ventennale di Antonio Truppo alla mostra del cinema. Oh. Film in concorso di Antonio Capuano che si chiamava Luna Rossa. Ah, certo, come no. E io arrivai senza capire niente e senza capire niente me ne andai. Poi sono stata un'altra volta con altri due film in concorso nella stessa edizione che erano Lo spazio bianco e La Comencini, Ah, certo, La come doppia no, con ora di Margherita Bui. Capotondi. E quello fu bello perché me la sono vissuta un po' di più, sono stata alcuni giorni a Altobello, poi con Indivisibili Certo, De Angelis, come no. e poi Vabbè, insomma. varie volte, sì, comunque Quindi una ti senti, non capatina dico che di ti senti a casa, ma ti, Mi piace ti piace. moltissimo, Ma è è più l'emozione o divertente. più, cioè, a un certo punto c'è più l'agitazione dei comunque, insomma, affronti la critica, il pubblico la prima volta a un film in concorso, oppure invece no? Ah, la felicità che dopo un lavoro la butti sono fuori. contenta, cioè, però questo è un po' il mio carattere, nel senso poi Quello che certo verrà, se verrà. fossi il regista forse capito, però Sentiresti di più come, sì, come me cosa. la godicchio, diciamo. Esatto. Ma perché poi in realtà tu dopo Qui rido io che va in sala il 9 settembre, poco dopo hai un altro film che noi avevamo visto a Monte Carlo, ci avevamo incontrati, che a me personalmente è Sempre una commedia comunque la risata deliziosa. c'entra sempre. Sì, eh sì. Che Quella è Benvenuti proprio in casa Esposito, che sembrano due mondi. Qui rido no? io, lì ridete Guarda, voi, guarda si cosa arriva. spera. Prego, Ah, prego. grazie, vedi, Per festeggiare il Venezia ventennale ci di si Antonia rilassa. Truppa, a Mostra del Cinema di Venezia, pure lo spritz. L'hanno saputo anche qua, Grazie mille alla tua. Cosa volere di più? Niente, che allora, a dai, quest'ora, perfetto. E il Benvenuti in casa Esposito, ti dicevo che a me è una commedia che è piaciuta moltissimo. Sono contenta. Si ride ma si pensa anche. E io vedendo due progetti così diversi, la domanda è come li scegli poi? Un po' C'è un perché sono pensiero? così diversi. Ma è di pancia oppure No, è che ma perché calcolo? esiste questo? No? Io Ma non perché so, se quelli faccio che quello dicono che forse fanno, dicono, ma diciamo, poi alla fine ma che dipende, quando guarda. mai?
No, allora io intanto mi voglio divertire lavorando. È chiaro che se uno fa sempre la stessa cosa si annoia, Certo. cioè credo io. Tendenzialmente potendo scegliere scelgo di fare cose. diversificare. Benvenuto in casa sposa è stato molto, per me molto bello perché è una protagonista femminile molto comica, cioè non è una commedia No, leggera, no, è proprio sì. una commedia e quindi io so bene che questa cosa è nelle mie corde, a teatro l'ho praticata tanto, Certo. ma al cinema non era accaduto. È vero. E quindi Poi tra l'altro sono c'è un cast veramente incredibile. Ci sono dei momenti, ecco, quello per esempio, il paragone può essere azzardato, però mi ricorda delle cose della commedia italiana perché c'è il momento in cui ridi e poi stai pensando che forse non dovresti ridere, no? In Benvenuti in Casa Esposito, che è però figlio di poi della tradizione che è raccontata in cui rido io, insomma è tutto un grande fiume in cui poi ci si abbevera in diversa Sì, perché maniera. la commedia in realtà è quella cosa che ti fa crescere. Tanto Massimiliano Gallo passava qua dalle scale, vedi qui, Ah, a Venezia. no, che però non ti, capito, che ti fa pensare o comunque tu non te ne accorgi, tu non devi pensare che stai pensando. No, certo, perché se sennò pensi che pensi, non pensi più, se pensi che esatto, pensi, se pensi che pensi certo, che poi non riesci neanche però più a sto ridere. Sì, pensando sì, alla esatto, scoccio, esatto, no? sì, sì, sì. Capito? Si scade tutta la Invece tu architettura. non devi sapere che pensi. Ecco, perfetto. Devi Questa è la ridere, sintesi. perché Basta, l'istinto di pancia. deve essere quello, O ridi o no? non ridi, non è che ci sono Esatto. tante vie di mezzo. Senti, ti faccio l'ultima domanda che è il gioco che facciamo qui all'Hot Corner. Stasera ti chiamano, devi partire per un'isola deserta domani. In valigia puoi mettere un solo film. Quale film è? Qui rido io. Che io comunque non l'ho l'hai ancora visto? no? Quindi vorrei Allora vedere, sì, scusa. quindi vai certo, sull'isola no. deserta domani e ti vedi qui rido io. Se no, capito. Antonia Truppa all'Hot Corner, grazie mille Antonia. Ciao, grazie a te. Adesso però spritz. Adesso però si può Spritz. far vedere che Esatto, in spritz e realtà- ciabatta. Cioè,